Bentornati a tutti, nuovo video della serie Real Time 4K qui su Highway Italia. Mentre entriamo nella galleria Virgolo, siamo sull'autostrada A22, autostrada del Brennero, direzione nord. Siamo tra le uscite di Bolzano Sud e Bolzano Nord. Questo video è la naturale prosecuzione del video Real Time precedente. Oggi arriveremo sino a Vipiteno, qualche chilometro prima della barriera autostradale, area di servizio Trans. E nel video di oggi affrontiamo appunto la salita dell'Auto Brennero lungo la valle del fiume Isarco. Lasciamo in questo momento il chilometro 80, mancano quindi 80 chilometri al confine di stato con l'Austria. Oggi è sabato 18 febbraio 2023, in questo momento sono le ore 11:23, 24 scattate in questo momento, temperatura esterna 9 gradi in avvicinamento, uscita Bolzano Nord, Valdega. A sinistra una centrale idroelettrica, viadotto Valdega 143 metri, galleria Cardano 223 metri. Viadotto Costa 182 metri, uscita sulla destra Bolzano Nord, Valdega. Questo sicuramente è stato il tratto più complicato a livello ingegneristico da realizzare, infatti è stato l'ultimo aperto, il tratto tra Chiusa e Bolzano nel 1974, quando l'autostrada del Brennero ha visto il suo completamento. I lavori sono infatti iniziati nel 1968, o meglio la prima inaugurazione, il primo tratto inaugurato. Tanto 2 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno. Questa è una notizia non troppo bella per noi. Abbiamo coda in entrambe le direzioni. Galleria Hocklausen o qualcosa del genere, 250 metri. Viadotto Colle Pietra 327 metri. Viadotto Prato Isarco 771 metri. Galleria Tusk 266 metri. Viadotto Rio Castro, siamo nel territorio comunale di Renon.
Val Gardena tra 18 km. Mentre stiamo percorrendo il chilometro 70. Ore 11:28, sabato 18 febbraio 2023, temperatura esterna salita a 10 gradi. Lasciamo il chilometro 70, Galleria Fie, 454 metri. Viadotto Sciliar, 199 metri. Viadotto Campodazzo, 2413 metri. Suggestiva la valle dell'Isarco, stiamo appunto risalendo andando verso il Brennero. Di servizio Isarco tra 3 km. Segnaletica informativa della possibilità di acquisto della vignetta autostradale per l'Austria nelle prossime aree di servizio. Infatti, per circolare sulle autostrade austriache è necessario avere apposta sul parabrezza la vignetta autostradale, che è disponibile in 3 formati di prezzo a seconda della validità. La più breve, che dovrebbe durare 10 giorni, dopodiché quella media 1 mese e quella più lunga un intero anno. Galleria Castelrotto, 489 metri. Vignetta che appunto è necessaria per viaggiare su tutte le autostrade austriache, eccezione fatta per l'autostrada del Brennero austriaca, che ha un pedaggio a sé che è piuttosto elevato, sono all'incirca 10 euro per una percorrenza di circa 30 km. Pedaggio che viene riscosso tramite la barriera autostradale di Innsbruck e poi uscita obbligatoria, se sprovvisti di vignetta, all'uscita di Innsbruck Sud. Area di servizio Isarco, in questo momento sulla destra. Galleria Kofler, 158 metri. In questo momento il chilometro 63, prossima area di servizio Plose, tra 21 km. alla prossima uscita chiusa
lasciamo in questo momento il chilometro 60, ultimi 60 chilometri dell'autostrada A22 del Brennero, prima del confine di Stato. Viadotto Novale, 860 metri, siamo nel territorio comunale di Lyon. Viadotto Schkonau, 270 metri, viadotto San Maurizio, viadotto Lyon, 314 metri, viadotto Villandro, 909 metri, la segnalazione dei 2 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno. Viadotto Lagheder, viadotto Chiusa, 805 metri. Lasciamo in questo momento il chilometro 55. Viadotto Gries, 418 metri in avvicinamento, uscita Chiusa Val Gardena. Chiusa Val Gardena, in questo momento sulla destra. Abbiamo un rallentamento dovuto all'immissione di veicoli dalla destra, evidentemente veicoli che non rispettano la precedenza. Galleria Matt Scholler, 363 metri. Prossima uscita Bressanone, 14 km. Viadotto Tiso, 133 metri. Siamo nel territorio comunale, entrati in questo momento di Velturno.
destra dallo svincolo di Bressanone, zona industriale che non è accessibile in uscita provenendo da sud. Mancano 9 km all'uscita di Bressanone, 47 a raggiungere il Brennero, 85 a raggiungere la città di Innsbruck in Austria, capoluogo della regione del Tirolo. Chilometro 44. Servizio Plose Est, in questo momento sulla destra, mancano 4 km all'uscita di Bressanone. Varna, tanto si sono fatte le ore 11:44 mentre stiamo percorrendo il chilometro 40. Sabato 18 febbraio 2023. Avvicinamento uscita Bressanone Valpusteria. Uscita Vipiteno tra 24 km, mentre abbiamo in questo momento sulla destra uscita Bressanone Valpusteria. Non arriveremo all'uscita di Vipiteno in quanto il video di oggi terminerà in corrispondenza dell'area di servizio Trans Est, dopodiché registrerò il confine di stato in
modalità classica con segnaletica. Prossime uscite 21 km per Vipiteno, 37 a raggiungere il confine di Stato Passo del Brennero. Territorio comunale di Varna. Viadotto Riol 400 metri. Viadotto Fortezza 440 metri. Area di servizio Trens tra 15 km. Galleria Fortezza 838 metri. Comunale attraversato in questo momento è quello di Fortezza. E ci stiamo avvicinando all'area nella quale è stata segnalata una coda mentre transitiamo sul viadotto Vallaga. Nel chilometro 30 che stiamo per lasciare, 30 km al confine di Stato. Viadotto Mezzaselva. Abbiamo segnalato un primo rallentamento dopo la curva di 90 gradi a destra che faremo tra qualche centinaio di metri. Mancano 14 km all'uscita di Vipiteno. Ricordo che nel real time di oggi non arriveremo sino a Vipiteno, quello sarà visibile video del confine di Stato con segnaletica che verrà pubblicato. Ad ogni modo è già stata pubblicata per intero
la Modena al Brennero, area di servizio Brennero, la A22. Abbiamo il primo rallentamento dopo questa curva, viadotto Sacco di Sopra. Viadotto Pontiletto, per il momento siamo abbastanza lisci, mancano 7 km all'area di servizio Trans Est. Viadotto Genauen. Bene su questo primo rallentamento di fatto assente, però lo incontreremo comunque tra poco. Siamo già nel territorio comunale di Campo di Trens. Chilometri all'area di servizio Trans Est. A questo punto ci possiamo spostare nella corsia di destra. La dinamica dei rallentamenti e delle code a tratti della A22 diciamo che è meno scontata rispetto a quella di altre autostrade. Ed ecco il rallentamento preannunciato. Viadotto Rio d'Osso.
questo punto, visto che ormai ci troviamo in coda, anticipiamo la fine di questo video real time. Vi ringrazio come sempre per la compagnia, per la visione. Se volete vedere altri video con segnaletica dell'autostrada A22 del Brennero, sono pubblicate le tratte Modena-Verona, Verona-Bolzano e il percorso integrale Modena-Brennero, più pubblicate in direzione sud anche le tratte Brennero-Bolzano e Bolzano-Trento. Come detto, una volta che ripartirò dall'area di servizio di Trens, registrerò sino a Innsbruck Sud con segnaletica, il confine di Stato. Io vi ringrazio nuovamente e vi ricordo come sempre: drive safe.